Un calendario per aggiornare i medici di base su come risparmiare visite costose legate ai dolori reumatici. E questo è l'obiettivo dell'iniziativa presentata nella sede della Confartigianato di Viale 4 Novembre a Treviso, pensata da un artigiano che con le malattie a gambe, braccia e non solo fa i conti ogni giorno. Un imprenditore che lavora sul campo e si spacca la schiena tutto il giorno ovviamente ha necessità di confrontarsi con le associazioni. Le offerte raccolte dalla distribuzione di questo calendario andranno tutte all'Associazione Veneta per i malati reumatici, che è bene saperlo sono circa 85.000, ovvero la popolazione di una città come Treviso. Ma se noi non capiamo che in questo 17% una buona fetta, e direi quasi un 50% del 17%, è gente che è in età lavorativa, noi dobbiamo scardinare questi stigmi, diciamo, in cui le patologie reumatologiche sono degli anziani. Dobbiamo far capire che il paziente reumatologico è anche un paziente che produce reddito e soprattutto portarlo ad avere una buona qualità di vita. Miglioramento che passa attraverso la ricerca, ma anche l'informazione sia dei pazienti che dei medici di base, che troppo spesso al sorgere dei sintomi puntano subito alla risonanza magnetica con una spesa sanitaria collettiva di almeno 700 euro. Ecco allora l'iniziativa in collaborazione con l'US2. Il 14 di gennaio presso il Cafoncello, l'ospedale di Treviso, in cui cercheremo di portare i medici di medicina generale a capire quanto è importante arrivare alla diagnosi precoce attraverso dei sintomi che il paziente ha, senza passare naturalmente per l'ortopedico, il fisiatra, quindi arrivare direttamente al reumatologo. Stiamo, grazie all'associazione, facendo un lavoro importante di prevenzione, di sensibilizzazione, con incontri aperti alla popolazione, aperti agli specialisti, e poi l'associazione dà una mano proprio, soprattutto l'associazione, a sensibilizzare la popolazione. E il calendario che sarà distribuito nelle edicole contribuirà ad accrescere la formazione, l'informazione e la prevenzione di questa malattia, da sempre associata soprattutto ai lavori edili e alla vecchiaia. Spunto di quest'anno per la pena ironica di Beppe Fantin. Gli anziani, quelli dei dolori, quelli che soffrono e quelli che stanno davanti ai cantieri.